E voglio anzitutto presentarvi i relatori di questo intervento che riguarda il tema degli open data. E abbiamo con noi il dottor Duccio Schiavon e il dottor Jacopo Trabona di Quantitas, che è diciamo, la società in cui ambedue appunto svolgono questo tipo di attività e di professione dedicandosi al tema degli open data. E io prima di dare la parola agli esperti che magari avviano un po' l'introduzione, diciamo, anche tematica di questa sera, vorrei chiedere ai partecipanti di mettere in chat, e così diciamo riempiamo anche questa attesa fino a quando sarete tutti collegati, di mettere in chat qualche informazione su cosa fate, di cosa vi occupate, in modo tale che anche i nostri relatori possano avere un quadro appunto rispetto alla vostra provenienza, quindi tipo di lavoro oppure il tipo di ente a cui fate riferimento, oppure se il tema degli open data vi può appunto interessare per un vostro progetto personale, per una vostra idea anche di, diciamo così, di nuova organizzazione, di nuova startup, di un'idea imprenditoriale che magari state appunto maturando. A questo proposito vi informo anche che so benissimo che voi già seguite la pagina Facebook dell'Innovation Lab Digitiamo, si trova anche con questo nome. E all'interno di questa pagina Facebook sono appunto indicati e calendarizzati tutti gli interventi man mano, quindi troverete tutti gli aggiornamenti. Oltre ai webinar appunto che vengono condotti e soprattutto che diciamo organizziamo in collaborazione noi di 2i con il Comune Conegliano, il Comune Conegliano ha comunque anche altri partenariati, altri enti che appunto collaborano con la strutturazione di questi interventi, quindi come dire, oltre ai referenti stessi del Comune, sempre nella pagina Facebook potete trovare tutto il palinsesto, diciamo, dell'offerta rispetto a questo progetto molto interessante del Comune di Conegliano. L'ultima cosa che vi dico è che sono in partenza anche dei moduli dedicati a piccoli gruppi, quindi al massimo 6 partecipanti, che riguardano l'argomento della social innovation e della, diciamo così, costruzione di un modello di business improntato su un vostro progetto, qualora vi fosse. E questo, diciamo, è un'opportunità, nel senso che sono corsi che sono stati pensati in presenza e i primi sono in partenza imminenti, diciamo, già appunto a partire dal 20 di ottobre è previsto il primo percorso che si chiama Imprenditore di me stesso, ok? E che quindi va a toccare tutto il tema dei modelli di business, dello sviluppo appunto diciamo, di dare un po' nascita a un progetto di impresa, e questo è un intervento a cui si può aderire ed è sempre finanziato all'interno di questo Innovation Lab. Trovate i form di adesione sia diciamo, sui canali appunto che vi dicevo, quindi la pagina Facebook, ma se digitate anche appunto Conegliano, digitiamo sulla piattaforma Eventbrite, li trovate, poi magari vi metto anche in chat il link. Questo e anche un'altra opportunità, cioè la possibilità di occupare una postazione nello spazio di coworking che il Comune ha adibito. Questo coworking appunto si trova vicino alla stazione, vicino dove c'è l'Informacittà, ed è proprio uno spazio che ha degli orari di apertura e attraverso sempre questo form di prenotazione di Eventbrite è possibile appunto prenotare e richiedere una postazione per venire a lavorare, per fare dei meeting e diciamo anche lì c'è un tema contingente chiaramente di numero di partecipanti
che non deve superare i 6, però inviando una richiesta di prenotazione è possibile prenotare lo spazio. E sempre all'interno di questo spazio è possibile prenotare la disponibilità di un esperto che magari, diciamo, può essere utile per un confronto rispetto a una vostra possibile idea di impresa. L'argomento principe, l'argomento appunto che sovraintende, diciamo, al progetto dell'Innovation Lab è migliorare l'innovazione sociale, migliorare la vivibilità di un territorio, di un comune. Quindi sono, diciamo, tutti focus che convergono in questa direzione qui, e anche l'argomento di questa sera ha delle forti attinenze con queste finalità. Ecco, quindi vi ho illustrato un pochino le cose che sono a disposizione, le opportunità che sono davvero preziose e interessanti, e su questo, insomma, mi sento di ringraziare tra l'altro anche i referenti del Comune di Conegliano, che stasera non riescono a essere presenti. Sono la dottoressa Serena Cesca e la dottoressa Marina Zambon, delle quali però porto volentieri i saluti. Ecco, quindi detto questo, ho fatto un po' di introduzione, mi sembra che siano state anche indicate appunto alcuni profili da parte vostra, e direi che possiamo cominciare ad avviarci, insomma, anche un po' sulla base del riscontro appunto dei primi profili che indicate, a cura di Duccio e di Jacopo, che ringrazio ancora per essere qui con noi e portare questo intervento molto interessante sugli Open Data. Buon lavoro, se avete delle domande le potete scrivere nella chat. Noi le vediamo e nel momento più opportuno, insomma, si risponderà, ecco, gli esperti risponderanno ai vostri interventi. Grazie ancora e auguro un buon lavoro. Grazie a te, Caterina, e buonasera a tutti. Sì, noi allora, regolarmente vi chiederemo appunto di scrivere in chat un po' il vostro profilo, di cosa vi occupate, e ovviamente invitiamo anche noi caldamente a farci delle domande in chat, e poi provvederemo nell'ultima fase presumibilmente a rispondere. Bene, iniziamo. Io mi chiamo Duccio Schiavon, sono socio fondatore di Quantitas, un'azienda che si occupa di analisi dei dati, insediata in Veneto, perché abbiamo appunto la sede legale a Padova e la sede operativa a Venezia, Mestre, presso il Parco Tecnologico Scientifico del Vega. Siamo nati nel 2014 fondamentalmente come per iniziativa di alcune professionalità che si occupano di diverse componenti dell'analisi del dato. Chi da statistico, chi da ingegnere informatico, chi da esperto di alcuni argomenti economici. E abbiamo fondato quindi una startup tecnologica nel 2014, siamo diventati PMI Innovativa l'anno scorso e sostanzialmente ci occupiamo di sviluppo di servizi e prodotti lungo gran parte della filiera di gestione del dato. Dall'acquisizione del dato, passando attraverso la sua gestione, al suo trattamento, fino alla modellazione, che comprende analisi, previsione, previsioni avanzate e reportistica. Sostanzialmente poi andiamo a sviluppare dei software o delle mere analisi che andiamo a implementare in sistemi informativi sia nel settore privato che nel settore pubblico. Non siamo specializzati in un settore, siamo operativi in diversi settori, dal turismo alla mobilità, alla ricerca clinica, e fondamentalmente siamo qua come diciamo esempio di analisi di azienda nata con l'obiettivo di riconoscere, individuare, trattare e analizzare, valorizzare gli open data. Oggi vedremo di cosa si tratta. Lo vedremo sotto vari aspetti, diciamo così. Tanto daremo qualche definizione,
parleremo delle loro caratteristiche, di che impatto possono avere, come sostanzialmente si sta creando una sorta di economia basata sugli open data. Potremmo andare a vedere dove si trovano questi dati aperti e vedremo appunto quale tipo di approccio si può adottare per utilizzarli e valorizzarli. Poi in una seconda fase il dottor Trabona vi illustrerà una serie di case studies, cioè di esempi di utilizzo degli open data. Bene, io passerei a condividere il monitor, le slide che abbiamo preparato per oggi. Sostanzialmente, come dicevo appunto, sono Duccio Schiavon, Project Manager presso Quantitas, mentre Jacopo Trabona è appunto Data Analyst. Allora, diamo una prima definizione di Open Data. Questa è appunto la definizione rilasciata sostanzialmente dal soggetto ufficialmente riconosciuto come la comunità che offre delle definizioni puntuali su quello che è il concetto di dato aperto. I dati aperti sono dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati. Scusate che provo ad allargare il mio monitor per riuscire a catturare eventuali commenti nella chat. Ecco qua. Non vedo, non riesco a... Caterina, non vedo le chat, per cui non preoccuparti, ok, dovesse emergere... Sì, okay. Se vedi che ci sono 2 messaggi, sono io che ho invitato le persone che si sono appena collegate a mettere una nota sul loro profilo professionale. Se ci sono delle domande, sono pronta appunto a notificarti questa cosa, quindi non preoccuparti. Perfetto. Ah no, beh, sono riuscito adesso. Ottimo, Perfetto. Bene. Proseguiamo. Certo. Allora, in questa prima definizione in realtà diciamo che c'è un po' tutto. Non solo la definizione di dato aperto, ma anche un po' di caratteristiche che deve avere appunto l'open data. Quindi un po' la definizione anche dei soggetti a cui devono essere rivolti, un po' la questione della citazione delle fonti e il riconoscimento del diritto di autorialità, diciamo così, e poi anche le modalità con cui appunto questi dati devono essere poi successivamente nelle varie fasi rilasciati, trattati, utilizzati. Allora, cerchiamo di esploderla un pochino, queste definizioni, per caratteristiche e per pilastri, fondamentalmente. Allora, gli open data devono essere caratterizzati da una licenza d'uso aperta. Ora, la licenza è sostanzialmente una sorta di convenzione formale ufficiale che stabilisce e definisce sostanzialmente le modalità di uso di questi open data. Ecco che qui la licenza aperta definisce che l'opera deve essere di pubblico dominio o fornita con una licenza aperta. Okay? Quindi o deve essere immediatamente acquisibile, oppure se è acquisibile attraverso qualche forma di transazione, comunque la licenza deve essere aperta. Eventuali termini aggiuntivi che accompagnano l'opera, come i termini di utilizzo o i brevetti detenuti dai licenzianti, non devono contraddire lo stato di dominio pubblico dell'opera o i termini della licenza. Ovviamente, come ogni opera, ad essi sono allegati una serie sostanzialmente di attribuzioni, come l'attribuzione relativa all'autore, di dove sono stati e come sono stati prodotti, ma questi attributi non possono comprometterne sostanzialmente l'accessibilità in forma di licenza aperta. Accesso, e adesso arriviamo all'accesso, all'accessibilità al dato. Allora, l'opera deve essere fornita nella sua interezza e ad un ragionevole costo di produzione e deve essere scaricabile gratuitamente via internet.
qua dice un sacco di cose interessanti. Allora, l'opera deve essere fornita nella sua interezza. Cosa significa? Significa che se un dato aperto è riferito a una certa entità e si dà per assunto che i dati per quell'entità siano tutti disponibili, i dati devono essere consegnati nella loro interezza. Se ad esempio una certa comunalità o un comune rilascia i dati su tutti gli alberi presenti nel proprio territorio, deve dare la mappatura di tutti gli alberi. Non esiste che lasci zone, cioè non è previsto dalla natura stessa della licenza aperta di Open Data che ne dia un'informazione solo parziale, quindi deve dare la mappatura di tutti gli alberi piantati sul proprio territorio. E ad un ragionevole costo di riproduzione. Ecco, questa è forse la parte della frase un po' ambigua. Allora, gli open data sono gratuiti, a meno che sostanzialmente il soggetto che lo rilasci, ma questa è una condizione veramente rara che non troverete da nessuna parte, giustifichi il suo rilascio previo pagamento, però deve essere equo, dovuto al servizio di gestione di questo dato. È una rarità che non si incontra da nessuna parte, sembra in contraddizione con il resto, ma di fatto non lo è. E deve essere scaricabile gratuitamente via internet. Questo è un'altra, diciamo così, aspetto molto importante, perché al concetto di open data quindi si associa al concetto di internet. Nel senso che il veicolo sostanzialmente ideale per la pubblicazione di questi dati in formato aperto è ovviamente internet. Vedremo dopo che una delle caratteristiche fondamentali che ne determina la natura dell'open data è proprio il formato, ed è un formato elettronico che bene si sposa ad essere scaricato dal web. Poi devono accompagnare l'opera eventuali informazioni aggiuntive necessarie per la conformità della licenza, come i nomi dei contributori, richiesti per la conformità ai requisiti di attribuzione. Ecco, diciamo che un open data non è tale se adesso non è associato a una licenza che ne definisca gli attributi. Se così non è, questo non è open data perché deve essere esplicitata la sua funzione. Nel senso, contrariamente a quello che qualcuno può pensare, il fatto che un dato sia scaricabile da internet semplicemente sia open data non lo è fin tanto che non c'è una licenza d'uso che ne definisca la natura di dato aperto. Allora, altre caratteristiche, altri pilastri. Machine readable, che tradotto volgarmente significa leggibile dalle macchine, leggibili dai computer. Allora, l'opera deve essere fornita in una forma facilmente elaborabile da un computer e in cui i singoli elementi dell'opera siano facilmente accessibili e modificabili. Se un open data aperto è un dato, un file dati che però ha una struttura incomprensibile e non c'è nessun software che lo riesca ad acquisire in forma agevole, non è open data. Nel senso, se richiede sostanzialmente un trattamento o una qualche azione laboriosa di ricondurre quell'informazione a una forma immediatamente interpretabile, non può essere considerato open data. Perché è necessario che la persona che utilizza lo strumento computer possa accedervi in modo agevole attraverso i programmi che dispone. E qua appunto Open Format è il quarto pilastro che si collega a questa caratteristica di machine readableness, diciamo così, che è l'open format, cioè gli open data devono avere un formato aperto. Cosa significa? L'opera deve essere disponibile in un formato che non ponga restrizioni monetarie o di altro tipo al suo utilizzo e che può essere completamente elaborato con almeno uno strumento software gratuito, libero o open source. Cioè,
il dato non è open data, se io, ad esempio, per poterlo acquisire, leggere, utilizzare, sfruttare, eccetera, devo comprarmi un software per leggerlo. Ci deve essere sempre un software open source che mi consenta di utilizzarlo. Cioè deve essere disponibile sempre una soluzione in termini strumentali di software gratuita che mi permetta di leggerlo. Ecco qua. Diciamo che sostanzialmente abbiamo esaurito diciamo, il concetto di definizione dei dati. Come vedete è molto semplice definirlo, però come noterete quando avrete la possibilità di navigare il web alla ricerca di open data, vedrete che non ce ne sono tanti di open data che rispettano esattamente tutti questi criteri, perché di open data che sostanzialmente per poter pubblicare, per poter rilasciare, mettere a disposizione alla comunità open data che rispettino sostanzialmente questi pochi ma importanti requisiti, insomma, è un lavoro non da poco, un lavoro significativo. Vedremo anche perché. Ma vediamo il valore aggiunto che apportano gli open data. Perché sono così tanto importanti gli open data? Perché, per esempio, la comunità europea sta investendo così tanto per promuovere progetti a finanziamento basati sullo sfruttamento, la condivisione, la sensibilizzazione nei confronti degli open data. Bene, perché attraverso questi si presuppone che il valore aggiunto creato, che ha una ricaduta sulla comunità in termini economici, sociali, eccetera, siano diversi, tra i quali trasparenza e controllo democratico. Questo è un concetto abbastanza implicito. Se le istituzioni pubblicassero tutte le informazioni acquisibili, da loro acquisite in forma open, molto probabilmente vi sarebbe un maggiore controllo democratico, la gente sarebbe meglio informata e potrebbe appunto meglio monitorare l'azione delle istituzioni. Partecipazione. Beh, viene da sé che l'utilizzo degli open data, cioè gli open data non comportano soltanto utilizzo, ma comportano anche pubblicazione. Anche un semplice cittadino domani si può svegliare e decidere di pubblicare e creare open data. Come l'esempio proprio più banale che può venire in mente è quello dell'omino che decide di crearsi di aprire OpenStreetMap, il servizio gratuito di navigazione delle mappe, e decidere di geolocalizzare tutte le buche presenti sul territorio comunale lungo le strade del comune. Questa è una partecipazione, è un esempio di partecipazione. Accrescimento della propria influenza nella discussione pubblica. Beh, utilizzare gli open data significa più genericamente saper utilizzare i dati. Saper utilizzare i dati significa essere meglio informati di chi non li sa utilizzare e quindi poter avere una leva, diciamo così, più efficace in qualsiasi dibattito pubblico. Miglioramento o creazione di prodotti e servizi privati. Beh, come dicevo, Quantitas, la nostra azienda, è un esempio di azienda che è nato dallo sfruttamento di open data. Esempi banali, ci sono delle istituzioni che non sanno come strutturare una raccolta sistematica di open data bene, perché non hanno magari le competenze tecniche e informatiche interne. Ecco, un'azienda come la nostra aiuta le istituzioni a fare ciò. Oppure un'impresa privata che si occupa di mobilità e turismo, individua degli open data pubblicati dalle istituzioni, che può trasformare un'app al servizio di chi frequenta le piste da sci piuttosto che i litorali marittimi. Ecco, quello è un esempio di sfruttamento degli open data per fini di business. Insomma,
Ce ne sono diversi, ne vedremo poi alcuni interessanti. Innovazione. Beh, l'innovazione è un concetto un po' astratto, ma applicato, applicato agli open data si può parlare di open innovation, innovazione aperta. Vi è tanta letteratura su questo argomento che sancisce chiaramente che maggiore è il grado di apertura dell'informazione che coinvolga centri di ricerca piuttosto che istituzioni, piuttosto che imprese private, maggiore è il grado di innovatività dei tessuti economico-sociali. Quindi gli open data di per sé costituiscono un nocciolo importante di questo tipo di evoluzione. Poi, miglioramento dell'efficienza e efficacia dei servizi pubblici. Beh, sarebbe anche qua, esempio banalissimo, supponiamo che la municipalizzata del tal comune o del tale ente territoriale pubblichi non solo gli orari di partenza e arrivo programmati dei mezzi pubblici, ma pubblichi gli effettivi orari e orari di arrivo e presenza dei mezzi pubblici, la cittadinanza potrebbe essere informata sulle effettive inefficienze del trasporto pubblico locale, facendo leva, come si diceva, su un discorso di accrescimento della propria influenza nella discussione pubblica, perché si sanno utilizzare queste informazioni, si potrebbe controllare da un punto di vista democratico maggiormente le istituzioni perché migliorino appunto l'efficienza del trasporto pubblico. Allora, misurazione dell'impatto delle politiche pubbliche. Beh sì, un conto è disporre del dato pubblico, un conto è anche poterlo elaborare, poterlo utilizzare per creare sostanzialmente delle analisi, anche qualche volta complessa, per poi ottenere degli indicatori, poter misurare costantemente, sostanzialmente, l'efficienza di alcune istituzioni sulla base di indicatori a loro volta basati sugli open data. Poi, il passaggio successivo a questo è ovviamente l'estrazione di nuova conoscenza, la combinazione di diverse fonti di dati e dell'identificazione di irregolarità che emergono dall'analisi di grandi masse di dati. Ecco, questo è quello che per esempio Quantitas fa. Scusate, ogni tanto dovrò bere. Allora, diciamo che allora, vediamo un po'. Provo a fare un esempio. Un esempio che ci riguarda, ok? Abbiamo un tempo avuto una commessa da parte di un'azienda che produce sostanzialmente valigie e voleva capire il perché di un trend decrescente in un determinato periodo dell'anno. Abbiamo fatto una breve istruttoria per sentire di che natura avevano i punti vendita, i loro punti vendita, erano dislocati in diversi punti strategici, tra cui sostanzialmente anche gli aeroporti. Quindi in formato open data abbiamo verificato che il bilancio, alcuni dati di bilancio degli aeroporti pubblici erano pubblici, siamo andati a vedere cosa succedeva e abbiamo verificato come su alcune combinazioni di tratte che riguardavano alcune destinazioni, alcuni particolari aeroporti, vi era stata sostanzialmente una chiusura di alcuni contratti con alcune linee aeree e abbiamo avuto la sorpresa che sostanzialmente confrontando appunto i dati aziendali con i dati di bilancio relativi dagli enti portuali, appunto aeroportuali interessati, abbiamo verificato dei trend interessanti anche sulle abitudini di acquisto di quel particolare marca di valigeria da parte di
alcuni sostanzialmente nazionalità. Cioè c'erano alcuni cittadini esteri che preferivano più la loro marche piuttosto che altre. Insomma, è un po' una tipologia di approccio che deriva sostanzialmente dall'acquisizione di molteplici fonti dati, il loro incrocio e associazione per far emergere dei trend e delle informazioni che a una prima vista gli open data da solo non riuscirebbero, se ricavati da uniche fonti, a restituire. Bene, andiamo avanti. Allora, vediamo quali sono le caratteristiche delle le caratteristiche degli open data. Allora, si possono caratterizzare da 3 componenti. Allora, la licenza, a cui abbiamo accennato precedentemente, formato e la disponibilità o meno di metadati, che vedremo dopo cosa sono. Allora, la licenza che maggiormente viene applicata agli open data è quella dei Creative Commons. Esiste un sito che è riportato alla base di questa slide che sostanzialmente vi permetterà di non solo riconoscere quali licenze sono applicate agli open data che troverete in giro, ma vi permetterà anche eventualmente di definire quali tipi di licenza associare ai vostri open data lì dove un giorno stabilirete o creerete i vostri open data. Sostanzialmente l'elemento maggiormente riconoscibile della licenza è sostanzialmente un simbolo, un'icona, una targhettina dove è riportata la sigla del Creative Commons, la WC, più una serie di iconcine associate che ne determinano, come da definizione iniziale che avevamo visto, la tipologia di attribuzione, il fatto che sia non commercializzabile o meno, il fatto che non possono essere il tipo di derivazione dell'opera, cioè l'opera può essere trasformata, non trasformata, deve essere uguale sostanzialmente a come sostanzialmente originariamente era stata creata, e poi la condivisione, ovvero la condivisione successivamente alla definizione della licenza, cioè io impongo che poi successivamente a questa, ad esempio, la licenza non cambi, non vari nella sua natura attributiva. Qua ci sono alcuni esempi, diciamo che questa slide l'abbiamo creata un po' di imbuto, si parte dall'alto dove sostanzialmente vi è sostanzialmente il massimo grado di apertura della licenza, dove la licenza permette agli altri di distribuire, modificare, sviluppare anche in forma commerciale l'opera, riconoscendo sempre l'autore originale. Fino a, diciamo così, la licenza open più restrittiva, ovvero sia che è una licenza che permette agli altri di accedere all'opera senza però modificarla e svilupparla commercialmente, riconoscendone sempre comunque l'autore originale. Allora, esistono anche altri tipi di licenze, lo vedrete, ma non ci soffermiamo qua, tipo ci sono proprio delle licenze open data, vengono molto poco utilizzate. Ci sono anche delle forme di licenze che sono utilizzate solo in alcuni paesi, ma si richiamano sempre nella struttura e nella forma a questo tipo di convenzione. Andiamo avanti. Ecco i tipi di formato. Abbiamo detto che deve essere un formato informatico. E diciamo che l'open data convenzionalmente si distingue per tipologia di dato, e a ogni tipologia di dato corrisponde sostanzialmente un'estensione, o meglio, ci sono gruppi di tipologie di dato a cui possono corrispondere più tipi di estensione. Partiamo allora, abbiamo dei dati tabellari, abbiamo dei dati geografici spaziali e abbiamo dei dati strutturati che vediamo dopo di cosa stiamo parlando. Comunque, il dato tabellare per eccellenza, lo saprete, è Excel, che è un formato testuale
strutturato in righe e colonne, con una forma di tabulazione, separazione, organizzazione, appunto, organizzazione proprio per griglia. Okay? Questo formato però è un formato proprietario, nel senso che il proprietario di tale formato è Microsoft, perché sostanzialmente, come saprete, Excel fa parte della suite di Microsoft Office. Poi c'è il dato tabellare che è CSV, ovvero comma tab separated value, che è l'equivalente dell'Excel non proprietario. È un formato che può essere letto, interpretato da diversi software, sia quelli gratuiti che quelli non gratuiti, che offrono sostanzialmente una componente Office di analisi e trattamento e gestione di fogli di calcolo. L'altro dato da tabellare è l'ODS, Open Document Format per dati tabellari, il formato per l'archiviazione e lo scambio di fogli di calcolo. È l'equivalente di Excel in formato open. Chi ha mai utilizzato OpenOffice come suite per lavoro d'ufficio lo conoscerà. Allora, passiamo al dato geografico vettoriale. Quando si parla di dato geografico, ovviamente si parla di mappe. Le mappe sono costituite da diversi elementi: confini, altitudini, punti di interesse, aree. Come potete sapere, appunto, le mappe sono formate da diversi elementi. Quello che il dato geografico quindi non è un dato composto nella maggior parte dei casi da un unico file, ma è composto generalmente dal cosiddetto shapefile, che è quel formato SHP, che determina un po' i confini, i perimetri, e poi un'altra serie di file che accompagnano lo shapefile e che determinino alcune informazioni, appunto, contestuali che stanno dentro la mappa. Etichette, nomi di fiumi, nomi di laghi, quindi contenuti testuali anche, latitudine, longitudine, che determini appunto l'allocazione principale dei punti di interesse, e così via. Passiamo ai dati strutturati. I dati strutturati sono, un esempio è l'XML, Extensible Markup Language, che è un formato che assomiglia molto a quello di una pagina HTML. Sostanzialmente al suo interno sono contenuti i valori, i dati in sé, ma possono essere in forma di tag. Se questa parola può essere familiare per qualcuno che magari ha anche fatto un primo corso di informatica dove si è fatto appunto un po' di HTML, saprà cos'è un tag. E oltre al dato è possibile archiviare alcune informazioni, ad esempio i cosiddetti metadati, che vedremo successivamente. Un'altra estensione, un altro formato di file, che è il JSON, molto simile a XML, è un formato fondamentalmente anch'esso strutturato in tag, che si abbina a un linguaggio di programmazione che è JavaScript. E poi c'è l'RDS, che è uno strumento base proposto da un consorzio di codifica di tutto il web, che consente lo scambio e l'utilizzo di metadati strutturati, consente l'interoperabilità semantica tra applicazioni che condividono le informazioni sul web. È un po' complesso da dire, ma da leggere, ma fondamentalmente questo è un formato che, oltre a identificare i valori, cioè oltre a contenere i valori dei dati, oltre ad avere un'informazione di metadatazione, consente appunto di connettere quell'informazione con altri dati aperti, quello che noi chiameremo open data aperto o linked open data.
Quindi è nella fattispecie il massimo grado di qualità in termini di formato che può avere un open data. Allora, vediamo cos'è un metadato. Allora, un metadato, e lo leggo perché qua ci sta, in questa slide sta praticamente la spiegazione stessa. Letteralmente dato per mezzo di un altro dato. È un'informazione che descrive un insieme di dati. Ecco, un esempio tipico di metadati è costituito dalla scheda del catalogo di una biblioteca, la quale contiene informazioni circa il contenuto e la posizione di un libro, cioè dati riguardanti più dati che si riferiscono al libro. La scheda di catalogo classica cosa ha contenuto? Autore, data di pubblicazione, editore, codice ISBN, eccetera, eccetera. Un altro contenuto tipico dei metadati può essere la fonte, l'autore dell'insieme di dati descritto, oppure la modalità d'accesso con le eventuali limitazioni. Un metadato può essere anche un dato aggiunto all'insieme di informazioni per altri scopi, ad esempio se la scheda del libro della biblioteca aggiungo un ID, ossia un identificativo unico, quest'ultimo è un metadato, data e about data. Diciamo che la metafora della scheda di catalogo dice praticamente tutto. Senza i metadati, i dati sarebbero molto probabilmente incomprensibili. Pensiamo ai dati storicizzati. Noi otteniamo un dataset che ha relativa al parco macchine di una provincia. Ci sono soltanto numeri, cilindrate, tipologie di combustione, chilometri percorsi, ma se non ci sta scritto chi l'ha rilasciato, se la motorizzazione o la regione, chi l'ha scritto, a che anno sono riferiti, chi è scritto sostanzialmente a quale zona si riferisce, quei dati sono utilizzabili fondamentalmente. Bene, ecco che quindi, diciamo così, tutte queste caratteristiche definiscono quella che è la qualità dell'open data. Una delle convenzioni che sostanzialmente è riconosciuta a livello universale, diciamo, è quella delle 5 stelle, ovvero sia si parte dalla qualità più scarsa a una stella. Un esempio classico è il PDF, che è, pur essendo un formato disponibile online, con licenza open source, diciamo così, però è difficilmente machine readable, nel senso, immaginate una tabella di numeri in un PDF, difficilmente acquisibile questa informazione, e è difficilmente utilizzabile e sfruttabile. Quello a 2 stelle, ecco, sì, vedete come è organizzata, appunto, le dimensioni che ne determinano appunto la connotazione da 1 a 5 stelle è dato da quelle 5 caratteristiche: open license, reusable, open format, uniform resource identifier e linked data. Allora, il PDF è a licenza aperta, ma è l'unica caratteristica che lo definisce come open. Aggiungiamo un'altra stellina, ovviamente riusabile. L'Excel è un formato a licenza aperta e riusabile, ma ha solo 2 stelline, perché per esempio più sopra di lui, in termini di qualità, c'è CSV, perché aggiunge queste 2 caratteristiche il fatto di non essere proprietario. Poi si passa alle 4 stelline, dove si ha un RDF, come vi dicevo, quel formato principale per cui sostanzialmente fornisce al dato anche un identificativo unico che in un contesto di dati sparpagliati nel web, e quindi lo rende riconoscibile e individuabile, e poi c'è il linked open data, che è il massimo sostanzialmente grado di qualità, dove oltre ad avere l'identificativo, essere aperto nel formato, essere usabile e aperto nella licenza, offre la possibilità di essere già connesso con degli altri dati caratterizzati da identificativo. Ecco qua, allora,
abbiamo parlato, quindi sostanzialmente abbiamo dato una definizione e ne abbiamo parlato sostanzialmente delle ricadute e ne abbiamo date sostanzialmente anche delle caratteristiche. Quindi sappiamo riconoscere adesso se un open data è di cattiva o di buona qualità. Adesso vediamo sostanzialmente il concetto di open government, cioè cosa sta succedendo nel mondo, cosa succede nel mondo quando le istituzioni decidono di creare valore attraverso gli open data. Allora, ogni città e comunità sono parte integrante di una griglia di dati nazionale. Questi dati riguardano diverse sostanzialmente componenti della comunità, diversi settori, diverse aree, quindi si parla di abitazioni, di energia, trasporti, sicurezza, educazione, ambiente, lavoro, salute. Tutte queste aree sono aree che sottendono a delle istituzioni che a loro volta per funzionare devono utilizzare i dati. Molti di questi possono essere rilasciati in formato open. Riportiamo a livello proprio della strada sostanzialmente tutte queste informazioni e vediamo che anche in uno spicchio di vita comune noi potremo trovare 1000 occasioni per trovare o sfruttare open data. Vi possono essere dati catastali, molti comuni lo rilasciano in formato open, anche i dati sulle quotazioni immobiliari sono in formato open, ad esempio potete sapere come l'Agenzia delle Entrate valuta per metro quadro la vostra abitazione, ok? Ci sono i dati ambientali, molte ARPA, istituzioni di monitoraggio ambientale a livello regionale rilasciano dati ambientali. Le previsioni meteo sono per nascita, sostanzialmente dovrebbero essere open perché sostanzialmente per la maggior parte acquisibili dall'aeronautica. Dati da sensori. Sempre di più le comunità si stanno dotando di sensori sparpagliati nella città, chi controlla sostanzialmente ad esempio il flusso di macchine attraverso una determinata via, chi controlla ad esempio come in alcuni piccoli paesi montani, chi vuole controllare in modo automatico il grado di innalzamento di alcuni fiumi o bacini idrografici considerati potenzialmente pericolosi. Abbiamo dati agricoli, abbiamo appunto sostanzialmente alcuni dati open relativo ai prodotti industriali fitoagricoli, cioè quelli per diserbare, dove ci sono tutti i dati sulle caratteristiche di tutti i prodotti che possono essere utilizzati per la coltivazione. Abbiamo i censimenti di alcune componenti della società sono rilasciati in formato open dagli istituti nazionali di statistica. Possiamo avere in alcuni casi i dati open su alcuni dati di utenza, lì dove appunto i detentori dei servizi sono delle municipalizzate e via e via. Insomma, vi ho fatto alcuni esempi, però sostanzialmente vi dovrebbero già essere noti. Allora, parliamo di numeri e di impatto economico. Come avevo detto, allora, il rilascio di questi dati da parte dell'istituzione ha necessariamente un impatto economico importante. Perché? Perché come vedremo successivamente ci sono delle aziende che possono essere aziende strutturate come iniziative di startup che dicono bene, io ho in mente un servizio che mi può far guadagnare, il cui funzionamento si basa sullo sfruttamento di questi open data. Nella fattispecie il dato importantissimo e secondo me che dovrebbe spingere molti giovani, ma non solo, ad avventurarsi in questo mondo, diciamo così,
di questo mondo di creazione di business sulla base di open data è il fatto che la Commissione europea stima che entro il 2030 l'indotto, cioè il cuore pulsante dell'economia basata su open data, ma anche l'indotto, varrà intorno ai 194 miliardi. Ci sono, come vedremo, ci sono diverse aziende che sfruttano queste informazioni per creare delle economie e dei business. Però ancora prima di passare a questi esempi, mi preme appunto darvi sostanzialmente alcune informazioni su quella che è l'infrastruttura tecnologica che ci circonda e che sostanzialmente è composta da diverse componenti fortemente intersecate e complementari, intersecate tra loro e complementari. Allora, fondamentalmente lo schema che vedete qua bene riassume diciamo così, l'ecosistema. Ecco, questa è un'espressione abbastanza abusata, però non me ne vengono altre, che deve avere una comunità per poter riuscire a intraprendere un cammino di evoluzione tecnologica basata sugli open data. Allora, partiamo dai settori. Allora, come abbiamo visto, i settori sono diversi. Qua ne ho messi 3 fondamentalmente. Sono sanità, trasporti, energia, ma ce ne sono diversi. Questi sono i settori di applicazione e dei settori in cui nasce e viene utilizzato e sfruttato l'open data. Dopodiché ci sono gli istituti statistici che si occupano di diverse cose. Si occupano di raccoglierli i dati, di trattarli, di pubblicarli. Fondamentalmente queste sono le 3 cose. E di validarli, anche questo è importante. E questo attiene più a, diciamo, la sfera più pubblica, anche se si può dire che in alcuni casi ci sono appunto dei settori che sono caratterizzati da una fornitura privata, come la sanità, i trasporti, l'energia. Però sostanzialmente questi sono i due riquadri, le 2 componenti che costituiscono sostanzialmente l'elemento che produce nella maggior parte dei casi di open data. Poi ci sono le aziende che fanno business sulla base di questo. Un ecosistema fatto di aziende private, ma possono essere aziende anche pubbliche, che sfrutta i dati rilasciati dagli enti governativi, gli enti sanitari, piuttosto che dei trasporti, il Ministero dell'Istruzione, eccetera, eccetera, oppure da gli istituti nazionali di statistica o internazionali di statistica per creare business. E lo fanno appoggiandosi a dei sistemi informatici talvolta complessi. Diciamo che nella parte di tecnologia io ho inserito i nomi di alcune delle principali infrastrutture di cloud computing e cloud repositories più famose, che sono Google, piuttosto che Amazon, piuttosto che Oracle, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente le aziende creano innovazione sfruttando delle tecnologie complesse che lo sono perché loro sostanzialmente devono essere tali per gestire grandi mole, grande varietà di dati, ok? I cosiddetti big data. Allora, brevissimamente esistono degli osservatori internazionali e nazionali che monitorano costantemente lo stato di evoluzione di questi ecosistemi, elencando sostanzialmente le aziende che sfruttano gli open data per motivi di business, così come una serie di enti che in qualche modo si accreditano per essere in grado di pubblicare grandi moli di open data. Ecco, per esempio, nell'iniziativa statunitense
ci sono degli obiettivi sulla base della creazione di questi osservatori, degli obiettivi che sostanzialmente possono essere declinati settorialmente. Nella fattispecie alcuni obiettivi, ecco, erano inerenti a il miglioramento di alcune aree dell'istruzione, in questo caso il progetto doveva identificare alcuni fattori che possono creare valore aggiunto, quali il miglioramento nel matching tra profili studenti e piani di studi, piani scolastici, eccetera. Ecco, un'idea era quella appunto di promuovere presso gli istituti scolastici la pubblicazione in open access dei piani di studi e dei programmi scolastici per riuscire a identificare, associare o comunque promuovere una migliore scelta da parte degli studenti dei propri percorsi formativi. Ma questo poteva anche essere per migliorare il mercato del lavoro, cioè una volta che si poteva fare il matching tra un curriculum vitae e un'offerta di lavoro in formato access, un formato aperto, chiaramente appunto l'ottimizzazione delle dinamiche del mercato del lavoro poteva essere impattato da una maggiore apertura dei dati, sia lato offerta sia lato domanda. E questi alcuni sostanzialmente esempi che si proponeva il progetto di osservatorio sostanzialmente di evoluzione dell'ecosistema statunitense basato sull'open data. Allora, vediamo un po'. Passiamo a... abbiamo parlato di open government, cioè di come sta evolvendo l'approccio delle istituzioni a, diciamo così, a creare un impatto benefico sulla società attraverso un approccio di maggiore disponibilità a rendere i suoi dati aperti. Vediamo nel settore privato cosa sta succedendo, indipendentemente che le aziende sfruttino dei dati rilasciati in modalità open government. Allora, immagino voi tutti sappiate cos'è Spotify, cioè almeno lo presumo, però fondamentalmente lo ripeto brevissimamente, è forse la più popolare piattaforma di streaming di musica online, fondamentalmente. Ha milioni, centinaia di milioni, sono miliardi di iscritti e la piattaforma funziona che io ci entro e ascolto la musica. Ma ascoltare la musica non si può fare senza che siano riportate al suo interno una serie di informazioni relativi a autore dei brani, titolo del brano, lunghezza del brano, anno di pubblicazione, eccetera, eccetera. Voi immaginate una libreria come quella di Spotify che detiene miliardi di brani, come ha potuto fare sostanzialmente ad acquisire tutte queste informazioni di contenuto e di contesto? Bene, per esempio ho trovato una libreria open su web, che potete trovare anche voi, che è MusicBrainz, nel quale sono detenute tutte le informazioni a catalogo in formato open di tutta la musica pubblicata da forse 3 secoli a questa parte. E molto probabilmente un business globale come quello di Spotify non potrebbe esistere se non avesse sfruttato la banca dati open disponibili in MusicBrainz. Ok? Diciamo che ci sono diversi esempi di sfruttamento degli open data, ad esempio ci sono delle aziende che sviluppano sistemi di simulazione basandosi su della cartografia appunto open, ok? Ma si va dagli ambiti più tecnologici a quelli proprio più puramente artigianali. Ci sono artigiani che fanno business disegnando i propri prodotti di abbigliamento utilizzando ad esempio le mappe come elemento decorativo. Ci sono
sostanzialmente dei portali che sfruttano quelle che sono alcune banche dati aperte per fare operazioni di geomarketing. Per esempio c'è l'equivalente delle nostre banche dati camerali, che in alcuni paesi sono totalmente open, e quindi si può accedere alle informazioni di qualsiasi azienda per quei paesi, ricavandone vita, morte, miracoli, soci, dati finanziari attraverso sostanzialmente questo tipo di piattaforme. Ecco, sostanzialmente l'evoluzione tecnologica che ci si attende dall'impiego degli open data è quella che io inizialmente chiamavo come open innovation, innovazione aperta. Come vi avevo detto all'inizio, è comprovato che quanto più vi è apertura nei processi di innovazione, ma non solo in termini di dato, ma anche di acquisizione e condivisione del know-how, tanto più l'innovazione è dirompente. Allora, quello che sostanzialmente viene promosso da diversi soggetti è quello sostanzialmente di avere un approccio di apertura by design cosiddetta, cioè fin dall'inizio. Mozilla, che è appunto la comunità che sviluppa Firefox, il celebre web browser, stabilisce questa cosa, essere disposti a cercare idee al di fuori dell'organizzazione, identificare i canali per creare opportunità e interagire sistematicamente con una vasta gamma di risorse esterne, essere disposti e capaci di agire su quelle idee, integrare queste risorse e le idee esterne nei processi della propria organizzazione. Ecco, questo è un approccio che secondo me chi necessariamente utilizza open data o li pubblica deve sempre comunque tenere in considerazione. Perché anche attraverso questo approccio si crea del business. Ora, scorro brevissimamente queste slide per arrivare a alcuni esempi. Ad esempio, Google rilascia gratuitamente Android alla comunità di sviluppatori perché sostanzialmente gli sviluppatori possono far accrescere questo software attraverso i contributi dei singoli. Questo è un cosiddetto modello gifting, ok, che vedete nell'estrema sinistra di questa slide. C'è stata una azienda, c'è stata questa iniziativa promossa da Local Motors, un'azienda che ha invitato qualsiasi designer a disegnare le carrozzerie sulla base delle quali poi avrebbero sviluppato le loro autovetture. Questo è un concetto di creating together, cioè creare insieme un prodotto. Lego, la società dei mattoncini, più e più volte promuove una sorta di contest che sostanzialmente richiede ai propri partecipanti di creare delle storie che poi vengono votate dagli stessi partecipanti. Sulla base del vincitore vengono creati dei nuovi personaggi, delle nuove avventure, confezionate una nuova linea sostanzialmente di prodotto. E questo è il classico strumento di sollecitazione delle idee. Poi learning through use. Ecco, per esempio Spotify, sempre per chi non lo conoscesse, crea delle playlist, chiamiamolo così, delle collezioni di brani generate automaticamente sulla base però degli ascolti e delle playlist salvate dai singoli utenti. Il loro motore di machine learning, chiamiamolo così, di intelligenza artificiale, analizza le playlist create dai singoli soggetti e crea e rilascia delle playlist in automatico. Poi appunto c'è exchanging value, enhancing value exchange, cioè quella di creare valore tramite uno scambio di qualche tipo. Ecco, per esempio, il progetto Be My Eye è molto divertente, è una società che sostanzialmente mette in connessione gli ipovedenti
con una comunità di vedenti. Gli ipovedenti possono muoversi nello spazio utilizzando i propri dispositivi mobile, gli pongono un'altezza ragionevole, accendono la telecamera attraverso la loro applicazione e c'è sostanzialmente una persona da remoto o chi vuole che aiuta gli ipovedenti a muoversi nello spazio, mentre appunto viene guidato da chi sta da remoto ma vede lo spazio attraverso la telecamera dell'ipovedente. Cioè sostanzialmente gli ipovedenti vengono guidati nello spazio attraverso l'utilizzo del telefonino, guidati da una persona che col computer può stare lontano, ma vede quello che vedrebbe lui attraverso gli occhi della sua telecamera. E via via ci sono altri esempi. Ecco, quello che sostanzialmente il concetto che voglio passare qua è che gli open data nascono da un'esigenza di innovazione che porta ad alcuni percorsi di innovazione vincente, come quelli che vi ho fatto vedere adesso. Il tempo stringe e io devo stringere. Sostanzialmente una delle ultime cose che vorrei dire è sostanzialmente questo. Gli open data sono parte di un complesso di componenti e caratteristiche che in esso, che poi vanno sotto il cappello di big data, perché poi sostanzialmente gli open data hanno delle caratteristiche, sono per la maggior parte dei casi grandi open data, devono essere velocemente acquisibili, insieme formano una varietà di dati e tutte queste sono caratteristiche tipiche degli dei big data. Quindi grandi volumi, velocità di accesso, varietà. Ecco, sostanzialmente questo. Sono le 7:10 e io sostanzialmente lascerei, se possibile, lascerei la parola a Jacopo, Jacopo Trabona, che vi farà vedere appunto un po' di use cases, come vi avevo appunto accennato precedentemente, e poi eventualmente ci lasceremo l'ultima parte per rispondere a un po' di domande eventuali. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Allora, intanto lasciatemi condividere il mio schermo così poi possiamo parlare liberamente. Scusate un secondo. Adesso vedete il mio schermo, giusto? Con la presentazione. Grazie Caterina. Prego. Allora, il mio nome è Jacopo Trabona, collaboro con Duccio a Quantitas, dove sostanzialmente mi occupo di analisi di dati atta al project managing e la progettazione di, nello specifico, data visualization complesse e reportistica avanzata. Ho una formazione umanistica. E prima di lavorare a Quantistas lavoravo in una importante azienda culturale olandese dove mi occupavo di ricerca e sviluppo, e i cui ultimi progetti sostanzialmente sono concentrati su un lato meno conosciuto del lato IT, che è quello dell'inquinamento, quindi delle emissioni CO2 e dell'industria, diciamo, del settore del digitale. E oggi vi parlerò di civic hacking, che è sostanzialmente questa buzzword, questa parola un po' sulla bocca di tutti, che va a delineare quella che di fatto è una vera e propria partecipazione attiva nell'ottica del percorso di digitalizzazione che soprattutto recentemente il nostro paese sta intraprendendo, sia a partire da spinte, nel senso dall'alto, quindi più istituzionali che vengono dal governo centrale, sia spinte appunto invece nell'uso e costume dei cambiamenti che coinvolgono in ambito digitale quelli che sono le personalità, gli individui e la vita di tutti i giorni. Partirò quindi, sostanzialmente divideremo questo intervento in due veloci raggruppazioni. La prima sarà una prima introduzione che cercherò di proporvi rispetto a quello che è il civic hacking e
cosa è il civic hacking e in che modo i civic hackers, quindi coloro che praticano il civic hacking, utilizzano le loro capacità. E poi sostanzialmente cercherò di darvi una panoramica di studio di quello che è invece il civic hacking, principalmente in Italia, e poi se avremo tempo toccheremo anche un paio di esempi relativi invece all'estero, dove questo hacking civile sostanzialmente, hacking civico, è più strutturato rispetto a quello del nostro paese. E come in molti casi per, come dire, analizzare la definizione di un processo, spesso bisogna partire dalla semantica stessa, diciamo, quindi dalla parola stessa. Chiaramente civic hacking si traduce come hacking civile o hacking civico. La parola, quindi civic sta per civico, chiaramente, è pleonastico dirlo. La parola hacker invece non ha sostanzialmente una vera e propria traduzione letterale nel linguaggio italiano, ma chiaramente ormai è diventata di linguaggio, cioè di uso comune all'interno della lingua di tutti i giorni, la diamo ormai per assodata, tant'è che compare in tutti i dizionari di italiano, anche se di fatto però l'hacker, stando a quella che è la percezione comune, ha un'identità un po' fuorviante, nel senso, questa per esempio è un'immagine che è tratta da Google Maps, cercando hacker, proprio in Google, scusate, Google Immagini, non Google Maps, cercando semplicemente la parola hacker, questa credo sia la seconda o la terza immagine che compare, proprio definire, visto che Google, come immagino sappiate, indicizza i propri contenuti in base anche alla quantità di informazioni che vengono scandagliate dal proprio algoritmo sul web, e quindi in un certo senso può essere utilizzare Google Immagini può essere uno strumento quasi di indagine statistica di una percezione comune, diciamo, di un certo lemma, in questo caso di una certa parola. La percezione quindi comune, che è probabilmente anche influenzata da narrazioni cinematografiche piuttosto che letterarie, è quella di un individuo, come vedete dall'aspetto abbastanza dubbio e losco, che si nasconde dietro al proprio computer e che di sicuro non è atto a produrre del bene, non è di sicuro atto a produrre qualcosa di civico, diciamo, o a partecipare attivamente alla cittadinanza, ma piuttosto viene più inquadrato come una sorta di ladro cibernetico di o segreti o piuttosto che fondi che, diciamo, appunto non gli spettano. Di fatto invece, quando si parla di hackers, si dovrebbe forse più pensare a questi due signori dall'aspetto decisamente meno losco, che sono Richard Stallman e Bruce Perens, che sono i cofondatori di una iniziativa agli anni 90 che si chiama alla fine degli anni 90 che si chiama Open Source Initiative, che è sostanzialmente quella che ha dato via allo sviluppo a livello mondiale della cultura open source e quindi indirettamente anche allo sviluppo di quello che siamo arrivati oggi anche agli open data, e in particolare hanno contribuito alla nascita di Linux, che è il primo sistema operativo open source che alla fine degli anni 90 sostanzialmente è stato sviluppato all'interno dell'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ma era rilasciato totalmente gratuitamente, diciamo, e tutt'oggi ancora un valido concorrente invece di più noti sistemi a pagamento come quelli di Mac, di Apple, forniti da Apple e da Microsoft. E quindi sostanzialmente sono due caposaldi di quello che potremmo definire il vero e proprio movimento di hacking o di hacker, tant'è che infatti se si consulta per esempio il lemma hacker della nostra enciclopedia Treccani si nota appunto questa definizione che è in contrapposizione con la percezione comune. L'hacker è un esperto di programmazione di reti telematiche che, perseguendo l'obiettivo di democratizzare l'accesso di informazioni e animato da principi etici, opera per aumentare i gradi di libertà di un sistema chiuso e insegnare ad altri come mantenerlo libero e efficace. A questo, ritornando invece al civic hacking, quindi completando la parola,
va aggiunto che la componente civica, quindi il sistema chiuso qui denotato in questa definizione, va tradotto in un sistema di cittadinanza, quindi inserito all'interno di quello che è un ambito di sia amministrazione, quindi di dati legati all'amministrazione se parliamo di open data, ma anche semplicemente di come dire, servire, di andare a completare alcuni gaps, alcuni buchi nel funzionamento dei sistemi della vita di tutti i giorni. Ed è per questo che alcuni gruppi di hacker civici negli Stati Uniti si rifanno più che a questi due signori quando parlano di civic hackers a Benjamin Franklin, che è il famoso prolifico inventore che è stato anche padre costituente della Costituzione statunitense, in quanto non solo in maniera credo abbastanza famosa rilasciava tutti i brevetti relativi alle proprie invenzioni in modo open, quindi gratuito, come anche Ian Fleming, per esempio, Fleming fece con la penicillina, ma andò a livello, qui scendendo più nel civico stretto, diciamo, e in modo meno famoso andò a creare quella che fu la prima brigata di vigili del fuoco statunitense, che era basata sostanzialmente esclusivamente da volontari. Questo perché lui percepì a Filadelfia, nella sua città di origine, un problema a livello di collettività, quindi la carenza di personale di vigili del fuoco, e si applicò per trovare una soluzione, che è quella appunto di creare una brigata di volontari che andò a supportare quelle più ufficiali, invece gestite direttamente dall'amministrazione. E quindi di fatto il civic hacker è parafrasando e offrendo una soluzione un po' più strutturata, colui che trova delle soluzioni inedite, costruisce percorsi interstiziali per il bene comune. Lo scopo non è generalmente quello di lucrare, quindi vedremo anche casi in cui gli open data vengono utilizzati ma non a scopo di lucro, ma per produrre effetti positivi sulla società e sui meccanismi che ne regolano il funzionamento. E qui è importante anche definire come anche la parola, almeno l'affiliazione tecnologica, quindi la predisposizione alle competenze informatiche, non sono assolutamente, come dire, componenti necessarie a tutti i costi per far parte di un movimento di civic hacker o semplicemente per appoggiare delle iniziative di civic hacking. Vedremo degli esempi in cui ci sono entrambe queste componenti, quindi componente di cittadini comuni, chiamiamoli, quindi non dotati di competenze avanzate a livello informatico, e invece di informatici puri che li aiutano sostanzialmente o integrano l'aiuto di questi cittadini. E lo slogan quindi che, passatemi l'inglese, è civic hacking is a mindset, not a skill set, quindi sostanzialmente è il civic hacking è una forma mentis più che un vero e proprio insieme di competenze da possedere. E adesso vi illustro perché sostanzialmente in quelli che sono i casi di civic hacking più salienti in Italia, dove il fenomeno è ancora meno strutturato rispetto agli altri paesi. Ovviamente gli Stati Uniti, essendo all'avanguardia nello sviluppo informatico e anche all'avanguardia nell'utilizzo e nella produzione degli open data stessi, chiaramente funziona, anche la loro società civile funziona da traino quando si parla di questi argomenti. E volevo partire da quella che è sostanzialmente una categorizzazione, mostrandovi qualche esempio di civic hacking che è propriamente dal basso, nel senso quindi di quasi iniziative individuali di civic hacking. E volevo però fare una piccola premessa nel dire che non sempre queste, cioè per quanto ovviamente apprezzabili ed ammirabili, l'individualità, se fine a se stessa, non porta a una sostenibilità delle iniziative di civic hacking a lungo periodo, a lungo termine. Nel senso che vedrete alcuni di questi casi sono o non presentano sostanzialmente dei veri e propri aggiornamenti rispetto a quella che è la data del loro rilascio,
o vanno via via a disperdere alcune delle loro componenti, in quanto chiaramente per mantenere delle piattaforme sul web serve una vera e propria manutenzione. Una volta caricate nei server, diciamo, all'interno del web, servono delle risorse sia di tempo sia, insomma, non nascondiamoci dietro questo, anche dei finanziamenti che permettano di farlo. E quindi il più delle volte purtroppo questi casi di spinte dal basso, se non trovano una componente di appoggio istituzionale, finiscono per appunto rimanere attivi per pochi anni, per poi invece andare via via disperdendosi. E partiamo invece partiamo da questo caso, che è Bike District Milano, che è sostanzialmente una mappatura di percorsi ciclistici per la città di Milano. Sostanzialmente cosa crea con questa interfaccia che vedete molto affine a Google Maps piuttosto che a strumenti di mappatura più conosciuti? Fornisce sulla base di una serie di indicatori delle informazioni, ovviamente come dire, sartoriali rispetto a quella che è il profilo del ciclista, e va a fornire una serie di informazioni, per esempio, sulla qualità del percorso. Quindi se per esempio c'è una composizione di pavé, che può essere una cosa un po' ostica da attraversare con la propria bici, se c'è un senso unico nel proprio percorso, e a seconda di appunto questi che sono questi indicatori è anche possibile e soprattutto anche del percorso scelto, chiaramente inserendo una destinazione e un punto di partenza, si può poi andare a definire anche un percorso più sicuro, quindi che più in linea, diciamo, con quella che è la sicurezza del percorso stradale, piuttosto che per esempio un percorso diretto dove ovviamente, come vedete, il chilometraggio si riduce, ma non è detto che, anzi, il più delle volte, il percorso accidentale o dove sono presenti potenziali pericoli va a crescere. Questo quindi con questo esempio si inserisce all'interno anche di un'altra buzzword, un'altra parola sulla bocca di tutti, che è smart cities, ovvero nel senso che questa Milano Bike District si basa su quelli che sono dati offerti dal comune a livello open, in particolare il comune di Milano è uno dei più attivi in Italia a riguardo, e così è per esempio anche visualizzabile all'interno della mappa, come vediamo, l'eventualità di parcheggi di bici, piuttosto che di fontanelle dove abbeverarsi, ciclofficine e negozi, ma riagganciandomi al discorso di prima, alcune features, per esempio quella di stazioni bike sharing, eventi, o addirittura il cercare informazioni rispetto al progetto stesso, non sono più disponibili. Nonostante il progetto sia, perché nel senso il progetto è stato fondato nel 2012 e a distanza di nemmeno 10 anni, giustamente, se queste iniziative rimangono individuali, quindi non si trova un appoggio, chiamiamolo istituzionale, è difficile che poi vengano mantenute, perché appunto, come accennavo prima, ci sono dei costi se non diretti, quindi per l'acquisto di spazio su server, anche semplicemente dei costi di tempo, e di questi che di fatto i CV hacker sono di fatto dei volontari, nel senso il profit non è di sicuro il primo driver, la prima motivazione che li spinge a creare alcune delle piattaforme che andremo a vedere. Un altro caso quindi interessante che si inserisce all'interno di quest'ottica è questo di Dati alle Fiamme, che è un'utilissima piattaforma di quasi data visualizations, chiamiamole, che si concentra sugli incendi boschivi in Sicilia, e in particolare in Sicilia, in generale nel sud Italia, fra il 2009 e il 2016. Questo adesso vedrete la piattaforma
la visualization torna molto utile, si basa su Open Data, ma torna molto utile in quanto visualizza una serie di trend che non sono così chiari quando, quando questi incendi vengono proposti, per esempio, come episodi singolari o singoli all'interno della stampa locale piuttosto che nazionale. Cioè l'aggregazione di questi dati, il rendere al di là, e questo è un po' un fattore, un comune denominatore per tutte le iniziative, nel senso che gli open data ci sono chiaramente, ma se non vengono visualizzati, se non vengono aggregati, se non sono, come dire, se non vengono indirizzati, sono di difficile fruizione. Quindi gli interventi, oltre che a basarsi sugli open data in quanto strumenti, devono anche riuscire a, come dire, renderli di facile utilizzo e facile fruizione per il pubblico. E questa è un'attitudine che è molto in linea anche con un altro fenomeno che è incorporato, diciamo, all'interno del civic hacking, che è il cosiddetto data journalism, cioè tutta una serie di indagini giornalistiche che si basano principalmente, più che sull'indagine, come dire, singolare, sull'intervista, sull'analisi dei dati. E qui adesso andiamo a vedere nello specifico la piattaforma. Come vedete è costituita principalmente da data visualizations. Qui si va a costruire una sorta di heatmap, chiamiamola, quindi nel senso la mappa nazionale si colora suddivisa in regioni da un colore beige a un colore rosso scuro. In questo caso per il numero di totale di incendi, quindi stiamo parlando sempre di un arco temporale dal 2009 al 2016, invece in questo caso sulla base della superficie totale percorsa dal fuoco, sempre nello stesso arco, nel medesimo arco temporale. Ci sono, come dicevo prima, aspetti che solo le data visualization riescono a cogliere aggregando i dati, e questo è il caso, per esempio, appunto si vede in questa data visualization ancora forse più chiaramente che in questa, quanto la Sicilia, la Calabria e la Campania abbiano sostanzialmente questo triste primato di incendi all'interno dell'arco temporale che si è andato a analizzare. E, scusate, sempre sulla base di Open Data, poi si riescono a evincere invece anche degli highlights particolari, e questo è più affine appunto proprio con il data journalism, quali per esempio che la matrice, cioè di questi incendi dal 98 al 2008 con dati ufficiali è dolosa per il 74,6%, mentre una stima viene offerta dal 2010 al 2013 per l'82%. E questi chiaramente, oltre che per la cittadinanza, come dire, per i cittadini interessati, sono dati che sono molto utili anche per l'amministrazione o per chiunque poi debba prendersi in carico l'agire dal punto di vista legislativo in favore dell'intervento che vada a limitare chiaramente questi incendi. Questa piattaforma si collega, come dicevo prima, però a quell'esempio di casi in cui la partecipazione quasi esclusivamente individuale finisce per, sul lungo termine, non essere più sostenibile, in quanto, per esempio, è chiaro che questo è l'arco temporale che viene analizzato. Se questa piattaforma fosse stata finanziata o promossa, per esempio, dal governo, piuttosto che dalla Regione Sicilia, dalla Regione Calabria, dalla Regione Campania, chiaramente sarebbe stato molto interessante vedere questi dati o queste visualization applicate ai dati relativi gli incendi boschivi straordinari dell'ultima estate del periodo di luglio-agosto 2021. Proprio perché invece appunto i casi sono individuali, quindi ci sono delle risorse che devono essere impiegate nell'andare a aggiornare queste piattaforme. Questo purtroppo non succede. E adesso invece andremo a vedere quindi una best practice, chiamiamola, nel senso c'è un caso in cui la piattaforma diventa più sostenibile, diciamo,
in quanto oltre alla presenza di guardate, in questo caso proprio un singolo civic hacker, che è molto attivo anche nella comunità generale di civic hacker italiani, c'è anche la partecipazione diretta del comune, in questo caso del comune di Lecce, per questa iniziativa, e anche in realtà di cittadinanza attiva, cioè di cittadini che non hanno competenze di sviluppo software, diciamo, ma che comunque si fanno portatori di alcune istanze e quindi promuovono e collaborano alla creazione di questa iniziativa, di questo progetto, che è un progetto per sostanzialmente mappare quelle che sono le barriere architettoniche della città di Lecce. E quindi tutti quegli ostacoli, chiamiamo, all'interno della appunto in questo caso delle cinte murarie della città di Lecce, in modo da fornire dei percorsi per disabili che siano assolutamente praticabili. Qui adesso andiamo per esempio ad analizzarle uno nello specifico. Per esempio qui risulta la finitura del percorso sconnesso, quindi sconsigliabile per un utente disabile attraversare questo percorso. Questo caso secondo me è molto interessante anche perché, come dicevo, è promosso dal Comune di Lecce, ha trovato l'appoggio di un civic hacker, ma che è veramente un unico civic hacker che ha competenze informatiche, e poi invece va a coinvolgere tutta questa serie vedete, di cittadini attivi che a livello assolutamente analogico, cioè nel senso senza alcuna competenza di sviluppo di codice o di programmazione, vanno, vedete qui è ancora più evincibile questo fatto, vanno a mappare esattamente tutte queste barriere architettoniche che poi vengono invece riportate appunto in una mappatura digitale e più facilmente fruibile dal cittadino. E un altro fattore, scusate, assolutamente importante di questo esempio è che questa mappatura viene poi assolutamente riconosciuta per Diblia Comunale come un vero e proprio censimento di quelle che sono le barriere architettoniche del Comune di Lecce. Quindi appunto questa intersezione di cittadinanza attiva, civic hacker, chiamiamolo competente, e istituzione, porta a qualcosa che assolutamente non finisce per essere autocontenitivo, ma che ha una funzione anche spalmata in un arco temporale decisamente più ampio. Acceleriamo un po' perché vedo che il tempo inizia a scorrere e quindi vi faccio proprio due brevi esempi invece di casi in cui il civic hacking, diciamo, è più strutturato, cioè quindi si rifà o a associazioni o a vere e proprie fondazioni no profit, e per questo, nonostante questi esempi che vi mostrerò sono stati fondati una decina di anni fa, continuano a essere costantemente aggiornati e continuano a produrre quindi i risultati sperati. Il primo è questa diciamo, iniziativa promossa dalla Fondazione Open Polis che si chiama Open Parlamento, ed è sostanzialmente un sistema di monitoraggio delle attività parlamentari, ovviamente all'interno del Parlamento e del Senato italiano. Scusate. E anche qui i dati sono open, sono assolutamente disponibili, e questo è per legge, nel senso devono esserlo, però è difficile orientarsi nel marasma di leggi, decreti attuativi e così via che vengono applicati ogni giorno, piuttosto che nei lavori parlamentari stessi. Quindi Open Parlamento si prefigge sostanzialmente lo scopo di andare a mappare e tradurre con un'interfaccia sostanzialmente abbastanza intuitiva quelli che sono tutti questi lavori parlamentari, chiaramente fornendo un servizio al cittadino che interessa informarsi. Ci sono varie voci consultabili, ci sono tutti gli atti pubblicati veramente aggiornati, come vedete appunto all'8 ottobre, quindi quasi giorno per giorno. E adesso andiamo a vedere un esempio
particolare, per esempio, di solito sta molto a cuore l'assenteismo, si sente parlare molto di assenteismo dei parlamentari piuttosto che dei senatori, e questa è una cosa che è molto facilmente riscontrabile e vincibile grazie a Open Parlamento. Adesso qui non c'è nessun giudizio, chiaramente ogni parlamentare, ogni senatore può avere le sue motivazioni valide per essere assenteista, questo, però è importante che sia possibile visualizzare questi dati per eventualmente renderne conto. E qui possiamo vedere per esempio che l'onorevole Michela Brambilla ha questo primato, diciamo, di assenteismo sul 99%, ma per, diciamo, par condicio possiamo andare a vedere i senatori e vediamo che invece un senatore a vita, che di solito viene dato diciamo, in quote centrosinistra, ha un assenteismo del 100% sostanzialmente nell'arco di questa legislatura. Chiaramente qui stiamo parlando di senatori a vita, quindi non di politici di professione, però come dicevo appunto, è importante che questi dati, che questi servizi offrono la possibilità di visualizzare questi dati e di renderli fruibili al cittadino, perché altrimenti andrebbero semplicemente persi per la loro poca strutturazione o per l'ammontare eccessivo, proprio per la quantità di questi dati. Poi passiamo invece a un altro esempio che questa è proprio una mappatura sostanzialmente, si chiama Giuna Mappa, è una mappatura, un servizio di aggregazione sostanzialmente di quelli che sono info utili è nata per sostanzialmente è nata per essere indirizzata principalmente agli richiedenti asilo, ma poi si è trasformata in quella che è una vera e propria mappatura di tutti i servizi di assistenza sociale sul territorio italiano. E anche qui è un servizio che funziona bene perché i civic hackers che appunto hanno deciso di costruirla hanno l'appoggio di ovviamente un organo internazionale importante come l'Agenzia ONU per i rifugiati e di un altro organo no profit come l'ARCI nazionale. La scorriamo velocemente, andiamo a vedere per esempio che funziona sia da aggregatore, quindi qui ci sono tutta una serie di FAQ, quindi di domande e risposte organizzate per questi campi, sia poi si va proprio alla mappa vera e propria. Qui c'è già uno zoom sulla regione Veneto, ma come dicevo fornisce dati su tutto il percorso, su tutto il territorio italiano, e in base appunto alle necessità è possibile per esempio ricercare assistenza sanitaria, piuttosto che accoglienza, piuttosto che servizi di orientamento al lavoro e così via. Andiamo invece adesso, scusate, ho sempre l'occhio all'ora, a degli esempi un po', vi accenno proprio brevemente solo perché è molto interessante questo esempio, invece che trova l'appoggio sia di una fondazione no profit che sostanzialmente fa capo a Team, sia di Libera che è un'associazione sostanzialmente contro le mafie, per combattere le mafie, ed è una piattaforma che permette sostanzialmente di mappare tutti i beni confiscati alle mafie, non solo i beni che sono stati confiscati alle mafie originariamente, chiaramente in seguito a processi e appunto a procedimenti cautelari, ma anche permette di visualizzare quali di questi, scusate il tempo di connessione del caricamento, quali di questi beni poi siano effettivamente stati concessi in gestione, principalmente a, per esempio, amministrazioni locali, provinciali, regionali o comunali, come possiamo vedere. Anche qui, essendoci un supporto sia finanziamenti, sia di tempo, chiamiamolo, nel senso che appunto questi lavoratori di fatto prestano del lavoro, essendoci il supporto di istituzioni o almeno di
enti che hanno la possibilità di finanziarli, la piattaforma è assolutamente aggiornata fino sostanzialmente ieri. E qui invece volevo chiudere, diciamo, il discorso, il focus sul Civic Hacking italiano parlando di iniziative che sì, poi sostanzialmente trovano anche il supporto di, in questo caso per esempio ActionAid, in questo caso di ActionAid ancora e di OpenStreetMap Italia, ma sono iniziative in cui invece i civic hacker individuali hanno una spinta molto forte come dire, all'aggregazione, e questi sono i contesti sostanzialmente emergenziali, cioè nel senso né quando arriva un'emergenza è chiaro che piuttosto che disperdere i propri sforzi in tante iniziative separate, ci si unisce per andare a identificare quella che è appunto un'emergenza civica comune. Il primo caso è stato quello questo sostanzialmente lo cito perché viene quasi considerato uno dei primi casi, se non il primo caso di civic hacking strutturato nel nostro paese, ed è sostanzialmente una piattaforma che nasce per aggregare dati relativi agli eventi sismici quindi i terremoti ovviamente che hanno avuto luogo nel centro Italia nel 2016 e nel 2007, scusate, nel 2017, e sostanzialmente è interessante perché, come abbiamo visto anche nel caso delle barriere architettoniche, non solo utilizza dati aperti sui terremoti stessi, ma permette anche la possibilità di creare sostanzialmente dei dati, quindi tramite segnalazione, qui la definizione è quella di crowdsourcing, quindi del segnalare qualcosa che non esiste, permette di creare, in questo caso era di segnalare o eventi sismici o delle possibilità di aiuto piuttosto che accoglienza e qualsiasi servizio che poteva essere prestato ai terremotati, permette quindi nel senso di andare a nutrire una serie di dataset, quindi a creare a sua volta degli open data che poi vengono distribuiti sotto formato open e che quindi poi possono essere anche riutilizzati. Lo stesso, questo ovviamente come dire, questa piattaforma è ancora attiva, ma chiaramente ha perso la rilevanza, essendo sì, ormai un po' anacronistica, semplicemente perché sono passati più di 5 anni. E questo invece, questa iniziativa si è tradotta in ricostruzione trasparente, che è sostanzialmente un sistema di monitoraggio della ricostruzione degli edifici o delle porzioni, diciamo, urbanistiche distrutte in base al terremoto, anche qui basata sia su open data, quindi su dati offerti dal governo centrale piuttosto che dalle regioni e dai comuni, ma anche nel senso su dataset veri e propri che vengono crowdsourcati, cioè che quindi vengono segnalati da potenziali utenti e che vanno così quindi a contribuire ancora alla nutrizione, diciamo, di queste banche dati. Possiamo quindi chiudere questo. Poi in realtà, come dire, gran parte degli fondatori di Terremoto Centro Italia o delle persone che sono state coinvolte in Terremoto Centro Italia hanno applicato le loro expertise anche alla pandemia, alla crisi attuale, quindi quella della pandemia di coronavirus, e vedrete sostanzialmente quasi anche con la stessa interfaccia hanno creato esattamente praticamente la stessa piattaforma, però in modo totalmente sincronico, aggiornato a quella che è l'emergenza attuale, e anche qui è possibile sia ricercare potenziali assistenze, sia segnalare racconte fonti, sia segnalare richieste di aiuto, sia per esempio segnalare, questo credo soprattutto per quanto riguarda il coronavirus molto importante, eventuali fake news o bufale riguardante appunto l'emergenza sanitaria stessa. E rimanendo in tema sia assistenza che coronavirus, volevo parlarvi di questa che è una piattaforma molto interessante gestita dall'associazione
nazionale pubbliche assistenze. Anche qui è affiliata a iniziative come Io Resto a Casa e Distinti ma Uniti, quindi nel senso offre sostanzialmente, come vedete, una mappatura di quelli che sono sì, network assistenziali, diciamo, di servizi assistenziali al cittadino. Ma questa la trovo molto interessante perché si distingue da alcuni degli esempi che vi ho mostrato prima, in quanto questa sostanzialmente, cioè i professionisti di ANPAS che hanno deciso di crearla, non si sono basati su, come dire, skills informatiche, non hanno sviluppato un vero e proprio sito, ma si sono basati su un'altra piattaforma che si chiama Ushahidi, che permette sostanzialmente tramite interfaccia praticamente a chiunque dotato di una minima, come dire, competenza di navigazione di un sito web, diciamo, quindi al giorno d'oggi veramente praticamente chiunque, immagino, di andare a creare una mappa del genere, quindi di andare a inserire sia dataset sia manualmente delle segnalazioni relative a appunto un territorio geografico circoscritto di propria scelta. Questa piattaforma, appunto, come dicevo, si chiama Ushahidi e è stata fondata da un keniota poi esportato negli Stati Uniti, che si chiama David Kobia, che nel 2007 sostanzialmente ha deciso, in seguito a una serie di avvenimenti che succedevano in Kenya, di atti di violenza che si verificavano in seguito alle elezioni politiche, di creare appunto questa che è sostanzialmente un'interfaccia per creare altre piattaforme di segnalazioni. Guardate, è stata utilizzata negli anni nei contesti più disparati, cioè l'ha utilizzata la campagna di Obama, per la rielezione di Obama nel 2019, piuttosto che l'hanno utilizzata coloro che dovevano coordinare i soccorsi durante il terremoto di Haiti, o anche c'è una traduzione, una riproposizione in chiave in ambito egiziano, che è quella delle segnalazioni delle molestie sessuali subite da donne su tutta scala nazionale. E visto che il tempo appunto è quasi terminato, volevo fare due brevi accenni a qui, come avrete capito, siamo passati sull'internazionale, quindi su casi di studio internazionali. Un breve accenni a questa piattaforma che si chiama Codado America, che più che una piattaforma ormai è strutturata in una vera e propria associazione no profit che collabora a tutti gli effetti in molte istanze con il governo centrale americano. E appunto proprio perché dicevo che nel senso, come dire, negli Stati Uniti il civic hacking è una cosa più riconosciuta e ormai strutturata, sostanzialmente assume civic hackers che a questo punto sono di fatto dei tendenti per andare a sviluppare tutta una serie di servizi che semplicemente sono di fatto slegati, perché nel senso non sono iniziative direttamente attuate dal governo, ma che si vanno a inserire all'interno di ciò. Per esempio, non so, un esempio lampante, questa è la gestione dei food stamp in California. Food stamp sono sostanzialmente un equivalente alla nostra disoccupazione, quindi per fare richiesta di, chiamiamola disoccupazione, qui ovviamente più connessa al cibo, e quello che fa questa piattaforma è sostanzialmente quella di semplificare all'osso il processo di domanda e di burocrazia legata alla domanda per accedere a questi servizi di assistenza sociale, e tramite appunto a questa piattaforma la burocrazia viene semplificata e intuitivamente da un'ora per registrare questa domanda si passa a una media di 5 minuti, di 11 minuti per utente per registrare una domanda appunto per ottenere questi servizi di assistenza sociale. E per concludere volevo toccare questa che è un po' una questione un po' più spinosa, nel senso questa è
sono dati sostanzialmente forniti in formato open da Facebook. Facebook chiaramente è un grande fornitore anche di dati non open, come immagino sappiate, nel senso che il suo business model, il cuore del suo business è quello di acquisire dati che poi rivende per legittimamente, nel senso altrimenti non potrebbe sostenersi, per aziende di marketing piuttosto che in alcuni casi anche per aziende che seguono lo sviluppo, diciamo, delle elezioni, delle campagne delle elezioni, quindi in ambito più politico. E sostanzialmente in questo caso però ogni tanto rilascia dei dati, in questo caso ha rilasciato dei dati di mobilità sul Covid, e quindi nel senso dei sviluppatori, utilizzando i dati di Facebook, sono riusciti ad andare a trovare quelli che sono i cambiamenti nella mobilità dei cittadini dai livelli pre-Covid ai livelli post-Covid. Questo per capire ovviamente quale fosse l'impatto sia delle misure di lockdown, sia diciamo dell'autoregolamentazione data in capo a ogni singolo individuo. Qui adesso i dati, come vedete, sono aggiornatissimi, quindi chiaramente rispetto ai livelli pre-pandemia siamo abbastanza quasi in linea, nel senso, ma chiaramente durante i vari lockdown si saranno registrati dei drop dell'80% rispetto a quelli che erano i mesi precedenti. E questo volevo toccare appunto questo esempio in quanto una questione forse un pochino spinosa, perché per esempio quando la Regione Veneto ha deciso durante il primo lockdown di applicare un simile sistema per, diciamo, monitorare il comportamento dei cittadini, ci sono state parecchie polemiche legate appunto quasi alla distopia orwelliana, quindi nel senso allo Stato che monitora il cittadino in modo invadente rispetto a questa iniziativa. E quindi è un po' una riflessione che volevo lasciare a voi, nel senso visto che molti dei dati, soprattutto legati alla smart cities, andranno all'interno di queste in direzioni insomma molto simili, sono delle considerazioni che ovviamente dobbiamo prendere in considerazione, quindi domandatevi, è come dire, un sistema di sorveglianza o effettivamente un servizio utile alla cittadinanza? Nel senso, guardate e considerate soprattutto che quando si parla di questi dati sono sempre dati che vengono forniti come aggregati, quindi non c'è il nostro nome e cognome, ma semplicemente come appunto aggregazione di persone, e che, non so, per esempio nel caso della Regione Veneto di sicuro non era più invasiva degli elicotteri che sorvolavano le spiagge piuttosto che le varie città. E adesso siamo proprio in chiusura, quindi faccio proprio una brevissima sintesi di quello che abbiamo detto rispetto al civic hacking. E questi sono i 3 punti principali, credo, cioè che chiunque sostanzialmente, se dotato di spirito di iniziativa, può cimentarsi nel civic hacking, quindi non è necessariamente legato alle abilità informatiche, che le iniziative più sostenibili a lungo termine sono di fatto quelle che riescono a coinvolgere o ampi gruppi o avere un appoggio istituzionale, e questa è una pura, come dire, considerazione operativa pratica, e che sostanzialmente i dati e gli open data sono una componente fondamentale per il civic hacking nel XXI secolo, essendo appunto gli strumenti tecnologici alla base di tutto il nostro vivere quotidiano. E vi ringrazio molto, spero di non aver rubato troppo tempo, ho fatto il più veloce possibile, adesso non so se abbiamo un po' di tempo aperto per eventuali domande e risposte. Grazie Jacopo, e grazie anche a Duccio e ai nostri relatori, dottor Jacopo Trabona e dottor Duccio Schiavon di Quantitas. Beh, avete veramente affrontato tantissimi argomenti, tantissime informazioni molto dense, quindi credo che le curiosità possono essere davvero molte. Poi anche questi dati, diciamo che spaziano anche in tutti i settori, in tutte le utilità, diciamo, quotidiane, quindi sì, molto di più di quello che magari un utente potrebbe immaginare, quindi molto interessante. Siamo rimasti un po' in pochi,
ma appunto le persone che ci hanno salutato hanno apprezzato e ringraziato. Non so se io ho abilitato i microfoni, quindi se Uberto, Cati e l'altro utente che tuttavia è collegato con un numero, quindi non leggo il nome, se volessero fare un intervento o delle domande, un paio di minuti ci sono, quindi ben volentieri. Potete disabilitare potete attivare insomma l'audio e potete chiedere direttamente se avete delle domande. Bene. Ok, mi sembra che siamo serviti, come si suol dire. E allora, ancora grazie per la partecipazione. Ho messo in chat i prossimi appuntamenti. Digital Privacy, questa settimana, giovedì e venerdì, 2 appuntamenti, 18-20, quindi ci sarà un avvocato che tratterà questo argomento così delicato, così anche qui impattante. Invece dalla settimana prossima torniamo a discorrere sulla come gestire e scrivere in modo efficace sui social. Ci sarà un altro intervento appunto dedicato al copywriting proprio per la comunicazione efficace attraverso i social. Ecco, quindi questi sono i prossimi programmi. Io vi ringrazio ancora, Jacopo e Duccio, complimenti. Se magari dovessero pervenire delle richieste anche attraverso i referenti del Comune Conegliano, non mancheremo appunto di interpellarvi o comunque insomma creare qualche altro momento di scambio. Grazie a tutti, io interrompo a questo punto la registrazione.